Si terrà domani, sabato pomeriggio, dalle ore 16 in poi, presso lo STOAI di Agrigento, un convegno dal tema alla scoperta della lingua siciliana. Sarà la prima iniziativa dell'Accademia della Lingua Siciliana con l'associazione Arcos e sarà un riferimento educativo ad un programma culturale nel quadro della divulgazione nelle scuole d'obbligo della conoscenza della lingua e cultura siciliana. Tra i relatori il professore Alfonso Genchi, il dottor Giuseppe Gerbino, il dottor Nino Barone e il professore Giuseppe Amato. Dell'iniziativa si è anche parlato nel corso di una manifestazione svoltasi a Comitini da parte di Siciliani Liberi, presenti il professor Massimo Cossa, leader del movimento, e di Enzo Cassata. L'obiettivo è quello di fondare un'accademia per la diffusione della lingua siciliana. La finalità di questo importantissimo incontro, promosso, devo dire, del locale circolo Girgenti di Agrigento, di Siciliani Liberi, nelle persone di Fofò Zambuto e di Salvo Fanara, importantissimo incontro perché pone la lingua siciliana all'attenzione di tutti noi. Il valore che noi attribuiamo alla lingua è naturalmente di una importanza fondamentale, è il presupposto di costruire identità siciliana. Molto oggi sconosciuto questo valore, quindi con questo lavoro culturale noi intendiamo fondare un'Accademia della lingua siciliana che ci servirà per educare le nuove generazioni a quello che appartiene al nostro patrimonio storico-culturale. Ecco, gli obiettivi del vostro movimento quali sono? Noi intendiamo conseguire la piena sovranità del territorio siciliano. Mi esprimo in questi termini. Noi perseguiamo l'indipendenza della Sicilia, riteniamo che la Sicilia sia uno Stato che può camminare con le proprie gambe. Ci rendiamo conto che questi sono passaggi che avverranno nel tempo e gradualmente. Indichiamo la via delle urne. Il consenso dei siciliani sarà fondamentale per conseguire questo risultato, di cui nessuno oggi può indicare i tempi per la realizzazione.